Beh, parlano i numeri, il Teatro Goldoni di Venezia, il Teatro Verdi di Padova e poi ancora le Maddalene di Padova, il Teatro del Monaco di Treviso, 150.000 spettatori, oltre 6.000 abbonamenti, ma soprattutto ricordiamolo, 350 giornate di spettacolo significa quasi uno spettacolo al giorno. Un Veneto che fa cultura. Sì, abbiamo creduto moltissimo in questa operazione di circuitare ovviamente l'offerta culturale attraverso il Teatro Stabile del Veneto, ma soprattutto, mi permetto di dirlo, di incentivare l'investimento sui giovani, quindi coinvolgere i giovani e ricordo ai ragazzi che mi stanno ascoltando in questa intervista che i ragazzi che vanno a scuola, anche all'università, possono accedere al teatro con 5 euro. Un teatro autonomo, ma in ambito di una regione autonoma che va verso l'autonomia. Ma io penso che da soli si fa prima, assieme si fa più strada. Noi abbiamo ancora una volta dimostrato che abbiamo preso in mano, diciamo, un teatro che era molto spesso autoreferenziale ma non si apriva al grande pubblico, è riuscito a aprirsi al grande pubblico, peraltro con un cartellone di altissima qualità. A proposito di autonomia, si è tornato a lavorarci, insomma, con quali presupposti, con quali aspettative, Presidente, ribadiamole? Che sono le aspettative del rispetto doveroso e meticoloso della Costituzione, che sono le aspettative del rispetto di un popolo che è andato a votare per il referendum per noi veneti, 2.328.000 veneti, ma che sono anche le aspettative di dare a questo Paese una via di uscita da questo medioevo che molto spesso vede cittadini coinvolti da diseguaglianze, cioè cittadini che sono costretti a farsi le valigie per andare a curarsi, cittadini che ancora non hanno l'acqua potabile in alcune zone di alcune città, cittadini che vedono la loro spazzatura perennemente a terra nelle città. E io penso che questa sia una grande opportunità, un nuovo rinascimento, un ridisegno istituzionale che ha premiato i paesi che lo hanno già fatto. Venerdì sera ci sarà una manifestazione popolare a Vicenza, a Montecchio Maggiore, lei pensa di prendere parte? Ma io ci sarò, peraltro prima avrò la presentazione del mio libro Cornedo e penso che sia un'ulteriore occasione per parlare di autonomia, ma un'autonomia che è di tutti poi, noi siamo i portabandiera perché comunque ci abbiamo creduto quando altri si distraevano, si giravano dall'altra parte. Oggi però questa autonomia è l'autonomia di tutti, questo è poco ma sicuro.